Paghi tu? No. Ok, possiamo cominciare l'aperitivo con Enzo Cialebu. Innanzitutto cominciamo a bere. Si chiama aperitivo con... c'è un motivo. Si beve e si mangia, tra l'altro. Esatto. Allora, nome e cognome Enzo. All'anagrafe Vincenzo. Esatto. Massimo. Cognome particolare. Cognome che sembra... Cognome e nome. Cognome e nome. Mi è capitato spesso nella mia vita, più che altro quando ero piccolo, che... Ma qual è il tuo vero nome? Vincenzo o Massimo? Esatto. Massimo è il mio cognome. Ok. Anni? 21. Tra poco, 2023, ne faccio 22. 29 maggio faccio 22 anni. Una domanda che può sembrare stupida. Mm. In questo periodo come stai? In questo periodo bene, sono sereno, sono tranquillo e rispetto ai periodi brutti che vengono nella vita e ci segnano, sono molto più tranquillo e con la mia famiglia, con la mia ragazza, sto vivendo la vita tranquillamente, serenamente, quello che auguro a tutti, perché la serenità è quella che conta. Non la felicità, perché sono attimi. Questa ce la segniamo, vero? Eh sì, sono attimi, la felicità non esiste. Sono giornate, sono momenti. Col lavoro, invece, ricordiamolo, youtuber, quasi mezzo milione di Quasi iscritti. mezzo milione, sì, manca, Ci arriviamo, manca, ci arriviamo. manca un bel po', Ci però arriviamo. piano piano ci arriviamo. No, il lavoro sta andando bene, devo essere sincero. Ovviamente ci sono mesi in cui si va meglio, mesi in cui si va peggio, però è il bello di questo lavoro, possiamo dirlo, possiamo definirlo lavoro, ovviamente, è un impegno. Poi ho aperto il canale di Chef Franco il 25 novembre, mo fa 3 mesi, e quello è un lavoro in più. È un impegno in più, però sta portando bei risultati pure quello, devo essere sincero. A proposito, mi anticipi, mi fai un assist? Perché io, tra le cose che appunto ti volevo chiedere, c'è quella relativa alla famiglia, che ho conosciuto. Conosco anche la mamma, che diciamo di solito non si fa vedere, ma però dietro le quinte comunque lavora pure lei. Sì, ci dà una mano quando dobbiamo fare dei video particolari, e lei c'è sempre stata e ci sarà sempre. Ok, e domanda che volevo farti, a livello personale, Sì. anche lavorativo, quindi professionale, la tua famiglia, soprattutto nelle persone di tuo padre, Chef Franco, tuo fratello Christian, quanto valgono per te? Cioè sono, penso, importantissime. Valgono tutto per me, sono tutto, più che altro non a livello lavorativo. Sì, a livello lavorativo c'è Christian che piace tanto, c'è Chef Franco che piace tanto, ma sono sangue del mio sangue, sono la mia famiglia, è mio padre, è mio fratello. Io penso che più di loro... Proprio bello, penso, essere supportato nel proprio lavoro. Assolutamente, da mio padre, che mi accompagna dappertutto, in qualsiasi momento, e c'è sempre stato, quindi io questo lo apprezzo tanto. E da un uomo che comunque a 53 anni mettersi in gioco non è facile. Soprattutto in un mestiere che tra l'altro i nostri genitori vedono un po' con occhi diversi. Sì, perché non esisteva fondamentalmente. No, non esisteva, e ancora oggi qualcuno fa un po' la smorfia, la faccia un po' così, e dire ma sì, ma che fai video su YouTube, ma che lavoro è? No, è un lavoro, però devo essere sincero, la mia famiglia l'ha capito subito, e che questa era la mia più grande passione, il mio più grande sogno. Poi ci ho sempre creduto, non ho mai mollato nonostante le varie batoste. L'inizio è stata tosta, che non sono partito da 400.000 iscritti, non sono partito subito. Te li sei dovuti guadagnare, e chiaramente, ritornando alla domanda che ti ho fatto, sicuramente avrà pesato tanto pure il fatto che c'era il supporto della tua famiglia, l'aiuto della tua famiglia dietro, perché comunque hai avuto delle spalle su cui poggiarti. Ma infatti io vedo che molti youtuber, molti creator se ne vanno dalla loro famiglia, se ne vanno da Milano. Il mio più grande sogno è rimanere con loro finché posso, ben che non è a 50 anni, non esageriamo. Chef Franco Ricciuaglio non esageriamo, però restare con loro è quello che voglio, perché io sto bene, mi trovo molto bene a casa, e ovviamente poi quando dobbiamo uscire per dei video usciamo, viaggiamo, facciamo quello che possiamo, dai, ci divertiamo. Allora, viene il primo giochino, se così possiamo chiamarlo, di questa chiacchierata, di questo aperitivo con un amico. Ti mostrerò 3 fogli sui quali ci sono 3 nomi di 3 personaggi diversi. Bello. Che conosci. Sono tutti quanti coperti, nessuno sa. Loro non lo sanno, loro non sanno dietro questi fogli chi c'è. Però il gioco cosa ti permette di fare? Di scoprire solo una carta, quindi solo un personaggio potrai dirci chi è e cosa pensi di questo personaggio. Gli altri 2 decidi tu quale. Quindi decidi tu quale personaggio scoprire, quale carta scoprire, e non dovrai dirci il genere, non dovrai dirci in che ambito lavora, dovrai soltanto dirci cosa ne pensi senza dirci chi è e farcelo capire. Primo foglio, secondo foglio, terzo foglio.
quale foglio vuoi scoprire? Cioè, quale personaggio vuoi che si sappia di chi stai parlando? Ma io voglio che si scopra questo. Ok, ve lo faccio vedere. Violet, che saluto, tra l'altro non ci conosciamo ancora. Cosa ne pensi di Violet? Violet io l'ho conosciuta tempo fa, è una bravissima ragazza, è una ragazza che comunque anche lei è in questo mondo, fa la streamer, anche lei purtroppo viene spesso insultata, a mio modo di vedere, secondo me giustamente, però io ci ho fatto dei video e penso che sia veramente una brava ragazza. Ti piace una quello che ragazza, fa? sì, mi piace quello che fa, lo fa bene, fa il suo lavoro, lo fa fatto bene, ci tiene molto ai suoi follower, ai suoi iscritti, alle persone che la seguono, ci tiene tantissimo, questo lo posso testimoniare perché veramente lei organizza delle cene con i sub, con gli abbonati, Sì. quindi fa delle bellissime cose, però lei è veramente una ragazza... Cioè, lei ovviamente si mostra in live, nelle dirette, ovviamente mostra il suo fisico, ci sta, perché è il suo lavoro, lei ha fatto una modella per tanti anni, però credetemi che è veramente il pane delle ragazze, è una brava ragazza che ha sofferto tanto nella vita, perché ne so qualcosa, però non ho nulla da dire al contrario, anzi ho preso il fogliettino proprio per far capire alle persone Che persona che non è quello che sembra, ma è una brava persona. Ok, perfetto. Primo nome con la prima carta scoperta l'abbiamo fatto. Ci sono altri due nomi, prima l'uno e poi l'altro. Ovviamente il gioco in cosa consiste? Nei commenti cercate di indovinare di chi sta parlando Enzo. Certo, allora Allora, il primo nome, voglio però capire un attimo il primo nome che dici. Ok, primo nome. è una persona a cui voglio tanto bene, è una persona che mi ha dato una mano, è uno dei primi youtuber creator che ho seguito sulla piattaforma nel lontano 2015, una persona che mi ha segnato tanto, è una persona che mi ha aiutato tanto perché tutte le sere io lo seguivo, essendo solo, non avendo la compagnia, lui era la mia giusta compagnia. Ora ovviamente i percorsi sono un po' divisi, lui fa altro, io faccio tutt'altra cosa. Purtroppo lui non porta più il gioco che lo ha reso tanto famoso, e a me dispiace tanto, però io penso che sia sempre una gran bella persona e secondo me uno dei migliori a intrattenere in live, in diretta. Ok. Tiene compagnia, è uno che riesce a fare 5-6 ore parlando, chiacchierando, mettendo argomenti, discussioni, e secondo me è portato per questo, e lo è sempre stato, ed è stato uno dei primi, è stato il primo streamer italiano di FIFA, lui ha spaccato con le live su YouTube, quindi devo tanto a lui per quanto riguarda le live, per quanto riguarda i miei momenti soli, bui, in cui non avevo nessuno, accendevo la live sua e l'ascoltavo mentre io giocavo a FIFA. Quindi è una gran bella persona e gli voglio bene come amico. Ok, per questa prima volta, visto che siamo al primo aperitivo, va bene così, ha svelato il genere, ha detto che si tratta di un lui, lo ha detto più volte, e va bene, va bene. Vabbè. Nel secondo caso, vediamo di stare un poco più attenti. Siamo più attenti. Se noi i ragazzi poi, capito? Siamo più attenti. Magari Giusto, subito... allora, è l'ultimo bigliettino. È una... Fammi bene. Persona. Persona. È una persona. Qui ci siamo. Sì, sì, sì. Veniamo forse un po' più sul pesante, vediamo. Allora, lo conobbi, o la conobbi, nel lontano 2015, quando io avevo il canale ma ero ancora piccolo. Sono andato ad alcuni suoi raduni, mi è sempre piaciuto il suo modo di fare i video, di approcciare a livello dei video, com'era, essendo della nostra stessa città, quindi mi piaceva molto e devo essere sincero, ero suo fan, sono suo fan. Poi ovviamente ci siamo conosciuti, le cose, io sono cresciuto come canale, abbiamo fatto dei video in collaborazione, abbiamo fatto delle belle cose insieme. Devo essere sincero, gli volevo bene, gli voglio bene, cioè è una persona che comunque mi stava molto simpatica, aveva un tipo di ironia che a me piaceva. Poi purtroppo dopo il Covid le strade si sono un po' divise, abbiamo avuto una discussione, una litigata non dovuta da me, sinceramente lo posso dire, e le strade si sono un po' divise per un paio d'anni. Ora avete capito ragazzi, nei commenti ormai avete capito, ci siamo pacificati e ho apprezzato molto le sue scuse. Poi possiamo dire che Napoli si sta riunendo. Napoli si sta riunendo, sì, Diciamo sì. in un anno pure un po' particolare, si sta riunendo. In un anno molto particolare, esatto. E penso che io ho sempre detto questo, non sono una persona orgogliosa che porta rancore, non sono ovviamente Dio che non perdona, siamo tutti esseri umani, tutti sbagliamo. Mi ha chiesto scusa e quindi va bene così, possiamo andare avanti. Secondo me ha capito che ha sbagliato, l'ha capito troppo tardi, non lo so, però comunque
l'importante è essere tornati sui propri L'importante passi. è che ci siamo chiariti, ci siamo ritrovati. Non so se il rapporto sarà come prima, devo essere sincero. Piano piano. Però piano piano, sì. Ripeto, io non porto rancore, non sono un tipo orgoglioso. Però all'epoca, quando litigammo, devo essere sincero, ci rimasi male perché dissi: "Oh, cazzo, io non ho fatto niente di male." Però lui, Quando uno ci tiene, quando così. uno ci tiene, esatto, perché io pensavo che ci fosse un'amicizia, però lui l'ha capito, secondo me, dopo tanto tempo, dire: "Ma sciame, ma veramente, ma come ha fatto? Non ha fatto E niente di allora male." il messaggio dell'importante, meglio tardi che mai. Sì, ma io infatti, ma sono bravi, loro sono bravi ragazzi, sono bravissimi. Sono veramente un pane di aiuto, io li conosco bene ormai. E Enzo, nella prima puntata di aperitivo con ha voluto spoilerare un po' troppe cose, quindi nei commenti forse Ragazzi, l'avete capito sin io da subito, però va bene, va è la bene. chiacchierata, dobbiamo aprirci. Certo, apriamoci Ne apriamoci. del tutto, apriamoci del tutto, va bene così. Perché queste cose magari non le sentono e potete ascoltarle in questo video. Ci hanno appiccicato per delle stronzate, l'hanno capito, hanno sbagliato, mi hanno chiesto scusa, va bene, ci sta. Allora, una domanda che suscita prima a me curiosità. Oggi ti senti affermato? Se no, cosa pensi che debba succedere affinché questo possa realizzarsi? Mi sento affermato, no, mi sento felice, cioè felice di quello che ho fatto, Ok. di quello che sto facendo, soddisfatto. Però se ti dico affermato, ti dico di no perché significa che sono arrivato già. Invece no, devo continuare a fare questo perché ovviamente ci sono altri obiettivi da raggiungere, però piano piano, passo dopo passo, penso che ci possiamo riuscire. Con Però tanto impegno, sì sì. con la giusta calma, con la giusta tranquillità, con la giusta serenità, senza andare di fretta, senza correre dietro a qualcuno, non faccio la corsa con nessuno. Quindi affermato dico di no, soddisfatto di quello che ho fatto, di quello che sto facendo, sì. Ok, a livello di creator, c'è qualcuno che ti piace in particolar modo? Proprio Allora, uno che preferisci? italiano? Anche no. Il tuo creator preferito, mettiamola così. Allora, mi piace. Io devo essere sincero, perché poi questa è una cosa che non ho mai detto. Io non guardo i video di nessuno. Ok, Non guardo i video di nessuno perché non mi voglio far influenzare, non voglio prendere spunto, quindi voglio fare le cose mie, quindi cerco di non guardare nessuno. Però so che sono molto bravi a fare i video, i Villas V. Ok. I Villas V sono molto molto bravi secondo me a livello di contenuti, hanno sempre l'idea giusta, hanno sempre il video giusto, il contenuto che esce è sempre bello da vedere all'occhio di una persona esterna, quindi loro sono molto molto bravi, meritano gli iscritti che hanno. Sono bravi a fare video, devo essere sincero. Sono bravi ragazzi, però sono bravi proprio a fare video. Ci sanno fare. Cioè, meritano assolutamente gli iscritti che hanno. la domanda, il tuo preferito era abbastanza semplice. Comunque vogliamo sapere pure quello che non preferisci. Se c'è qualche creator che tipo proprio non ti piace. Però cioè, non c'è niente di male, perché comunque il fatto di piacere è sempre un qualcosa di soggettivo. Uno che non preferisci, uno che proprio pure sotto tortura, sai, tipo il video non te lo vedi perché proprio non ti interessa. Super Non Allan. lo so. Esageriamo. Non lo so. Difficile questa. Difficilissimo. Qualsiasi ambito. Non mi piacciono le persone su TikTok che si vantano dei numeri che hanno su TikTok. Ah, ok. Perché ovviamente TikTok è una piattaforma che ti fa crescere tanto, ti fa fare tanti numeri. Non mi piacciono le persone che si vantano dei numeri su TikTok. C'è qualcuno che l'ha fatto? Ma non di TikToker napoletani o TikToker italiani che fanno video belli. Perché su TikTok ci sono video belli, fatti bene, montati. Diciamo che con un TikTok contenuto. esiste per quello. Però Poi c'è l'altra parte di TikTok dove ci sono TikToker che fanno un video di 15 secondi, di 10 secondi, di 30 secondi, quello che è, e si vantano dei numeri che hanno. È un video di 10 secondi dove il contenuto non c'è. rispetto a YouTube, che magari è un po' capito. più professionale come cosa. E a me mi dispiace che le persone si vantano per questo, perché non c'è niente da vantarsi, bisogna stare con i piedi per terra. Cioè, se hai fatto il TikTok, hai fatto dei numeri, sicuramente li meriti, però Magari fallo vedere anche nel tempo che meriti qualcosa. esatto, sicuramente. Ok, qual è il video che ti ha fatto esplodere sui social? Su YouTube penso in questo caso. Ma guarda, secondo me ce ne stanno abbastanza. Il video che ho più visto penso che sia la reazione alla canzone di Elettra Lamborghini. Che poi perché? Ma io non lo so perché. Forse per la copertina. Forse per la copertina, per Christian, io e Christian che reagiamo al video. Comunque ho fatto più di 2 milioni di visualizzazioni. Sono tante. Poi ci sono video, per esempio c'è il video con ZW Jackson dove Christian viene allenato da lui, pure ha superato il milione. I video di Fortnite, alcuni video di Fortnite hanno superato il milione, quindi Fortnite è un gioco che mi ha fatto crescere tanto. Poi nell'ultimo periodo penso, no, fra poco fa un anno, la reaction Empoli no.
la tocchiamo Proprio una vetta clamorosa. Lì La- sei andato prima in tendenza, mi sbaglio. lì stavo lì io mi ricordo quel giorno che era il 25 aprile e io quel giorno uscì la canzone di Sfera e Basta. Io ero sopra Sfera, io non ci potevo credere. Tipo la Ed tua ero- reazione oppure il tuo stato d'animo in ero quel primo in momento. tendenza. Io ero al Comico di Napoli. Stavo anche Il giorno io. dopo. Stavo anche Quindi la io. domenica gioco in Empoli-Napoli e il lunedì stavo al Comico. Non capisti niente. Non riuscivo a capire, la gente che mi fermava diceva cosa è successo? Cosa è successo? Tutto Perché naturale. Tutto naturale, tutto casuale quel video. Sì, lo ricordo, sì, sì. Perché molti di loro non lo sanno, ma quel ragazzo che è venuto nel video, Raffaele, che saluto, è il mio moderatore delle live. Sì. È un ragazzo che mi segue, mi vuole bene. Voleva venire a forza a vedere una partita. E dissi, Raffaele, non ci stanno problemi. Però questo ragazzo abita ad Empoli. Io abito a Ercolano, quindi c'è un po' di distanza. Ovviamente la partita di sera non era così, si faceva troppo tardi. Qual era la partita che stava di pomeriggio? Alle 3, Napoli. alle 15? Empoli-Napoli. Raffaele, venire a vedere Empoli-Napoli. Cosa potrà mai succedere? Niente, tanto vinciamo 2-0. Se il Napoli avesse vinto 1-0 o 2-0, secondo me il video non avrebbe avuto questo successo, Ovvio, lo ovvio. ammetto. Però il Napoli da 2-0 è passato a 3-2 in 10 minuti. Poi ci ha messo pure del suo Raffaele perché Raffaele è un ci ha personaggio. messo il suo. È un personaggio. Mio padre ci ha messo il suo, Cristian ci ha messo il suo, io ci ho messo il mio, è stato un Uguale, primi in tendenza su primi in YouTube. tendenza, siamo usciti su Musico Selvaggio, siamo usciti su Ovunque. TikTok dovunque. Oh, Ma era una che cazzo- settimana di sciale boom La completo. prima ora che non mi posso mai dimenticare è stato il video più visto, 50.000 visualizzazioni nella prima ora. No, è un qualcosa di clamoroso. 50.000 Qualcosa sta succedendo. Ero con la mia ragazza, ho detto questo video Arriverà a è dei la livelli storia. clamorosi. Così Sì, della sì. storia del mio canale. Sarà la storia del mio canale. Ed è così. Ed è stato così, devo essere Invece, sincero. qual è il video al quale ti senti più affezionato, più legato, quello più importante per te? Ce ne sono tanti più importanti. Li regalo a Christian, li regalo a mio padre. Sono video Sempre legati alla famiglia. sono video sempre legati alla famiglia. Ma sono legato ai video dei 100.000 iscritti, allo speciale. Sono legato allo speciale 1000 iscritti. Quindi io non mi posso mai scordare da dove vengo. Sì. È il percorso che ho fatto. Sono legato allo speciale 50 iscritti, che è la prova a non ridere challenge con mio fratello. Sono video e sono ricordi, esperienze che io non posso mai dimenticare. Non dimentico da dove vengo, da dove sono partito. E invece un video che vorresti dimenticare, non lo vorresti mai più fare, e perché? Ci sta? Forse un video c'è e l'ho messo privato. Aia. All'epoca avevo 50-100 iscritti. Feci, trollo i miei amici su WhatsApp, si videro tutti i numeri di WhatsApp. Ma che Però ti cazzo dici, vabbè, a fai? 50 iscritti in Che vari. cazzo facessi fate? oggi cadere nelle 500.000. Ma che cazzo fai? L'ho messo privato quel video poi e non lo vedrete mai. Ciao amici. Ciao ragazzi, amici della scuola vecchi. E invece qual è la serie del tuo canale che riporteresti? Forse già c'ho la risposta. La serie? Sì. Qual è? Fammi sentire. GTA Napoletano. La apriamo un'altra. GTA Napoli. GTA Napoli mi ha Penso che segnato- YouTube mi ha Italia in segnato questo tanto. momento sta tipo. GTA Napoli mi ha segnato tantissimo perché ebbi quella cosa di amavo molto i video di Frank Matano su GTA. Ok. Bellissimi, mi facevano schiattare dalle risate. Ero una persona che mi piace molto la comicità napoletana, mi piace molto guardare Siani, Viaggio Izzo, Salemme. Vabbè, i miei padri. I miei padri, cioè sono persone comici secondo me nazionali, internazionali e avendo imparato qualcosa dalla comicità di Siani ho detto ma chissà, GTA, dialetto, Napoli, cosa può succedere? E da lì successe. poi Quindi è questa la serie che riporteresti? la riporterei e se dovesse uscire mai GTA 6 ritornerà GTA Napoli, anche perché all'epoca io non ho mai fatto un video con Chef Franco di GTA Napoli. Basta. Se dovesse No. tornare GTA Napoli C'è anche. c'è anche Chef Franco. Ma no, che ingresso, no? C'è. Sei fidanzato? Sì, 3 pregi della tua fidanzata. comprensibile, tanto. Una ragazza penso più brava che io abbia mai conosciuto sulla faccia della terra e non me la faccio scappare perché veramente non se ne trovano ad oggigiorno ragazze come lei. Una ragazza solare, una ragazza simpatica, una ragazza che Quindi ne detti già di più di. mi sto dilungando troppo. Ce ne stanno. Mi sto dilungando troppo. allora, Mi emoziono aspetta. anche quando parlo di lei perché Vuol dire che ci tieni veramente ci tanto. tengo tanto, è la persona che amo di più e quindi veramente non posso fare a meno di lei oggi, ieri
magari del futuro, perché comunque nonostante l'amore lei mi ha aiutato in un periodo particolare, sarà è vicino. stata sempre vicino, sempre, penso che lo sarà Ui, sempre. ma ce l'ha qualche difetto? 3? Pure solo uno? Difetti forse, vabbè, ci sta che in una coppia si discute, si litiga, L'amore non è bello se non è litigare. incomincia a sparare cazzate, Ah! strozzate, vabbè, ci sta. Tipo lasciamoci. Un classico? Vabbè, è un classico di penso tutte le ragazze, ma ci sta, cioè quando uno è arrabbiato ci sta, però Gelosa? piccolezzi, geloso molto, sì. Però non so se è un difetto. Magari lo mettiamo in questa categoria, però non so se è un difetto. Perché comunque se uno ci tiene, Vabbè, sì. è geloso. È geloso, sì, però ho capito subito che il mio lavoro è magari Particolare. andare da qualche parte, viaggiare, fare delle collaborazioni, fare dei video particolari. Lei l'ha capito subito. Allora, secondo giochino. Pazzo. È un gioco Giochini, molto. mi Sì, piace. è divertente, è divertente. Beh. L'ho chiamato mi è simpatico o non mi è simpatico. Ti farò dei nomi, mi dovrai soltanto dire se ti è simpatico o non ti è simpatico. Senza argomentare. Senza argomentare. Ma vai. Nick Radogna, Mi è molto simpatico. Cerrone, Mi è stra simpatico. mio padre. Mio padre. Federico Marconi, Senti, fanno è simpatico. Matthew, Mi è molto simpatico. Antoine, È simpatico. Damiano Erfaino, Mi è molto simpatico. Tadino, È simpatico. Enerix. Mi è antipatico. Lo posso No, dire. no, no. Lo posso dire. Sì. Siamo fermi. Sì, sì. Beh, Enerix. Dici troppe cazzate. Ma lo fai apposta? Tu sei un figlio di Blur. proprio lui. Blur. Non mi è simpatico. Ti è antipatico? Neanche. Indifferente. Masseo. Una via di mezzo. Una via di mezzo. Mi è simpatico. Ok. Hai fatto diversi eventi, no? Negli anni. Qual è l'evento che più ti rimane dentro? Quello che sei più legato? Quello che più ti è piaciuto? L'ultimo Comic Con, perché negli anni precedenti, Romix, Games Week, altri eventi che ho fatto, sono andato sempre da spettatore. Lì invece da intrattenitore. Comic Con mi impressiona tanto perché le persone veramente mi hanno chiesto foto, abbiamo chiacchierato, essendo là sul palco Da protagonista. mi ha emozionato tanto. Ok. Quindi è stato un evento bellissimo e non sono stato pagato, non ho preso soldi, l'ho fatto tutto perché Per lo piacere, volevo fare, per piacere. E Assolutamente. invece, ecco, a proposito di piacere, qual è invece la collaborazione che più ti è piaciuta? Quella più figa? Allora, Anche a livello di brand magari, cioè non per forza con una persona. ho collaborato con tanti brand, ho collaborato con Tops, con Star Casino Sport, con OneFootball, ora collaboro con Numero Dies, collaboro con Crypto. Tutti gli sponsor che ho fatto, devo essere sincero, mi sono trovato sempre bene. Sì. Sono state sempre sponsor che mi hanno fatto crescere. A livello forse di collaborazioni ti dico una persona che nel mio percorso di YouTube mi ha segnato tanto e che quando ho fatto quel video ho detto wow, che bello, ed è il vostro caro Dexter. Feci la sfida di Napoli-Roma, una sfida su FIFA e io sono stato super fan di Dexter, del vostro caro Dexter. Da bambino io lo amavo alla follia, ho le sue foto quando ero più piccolo. Tuo mentore. Sì, è stata la mia fonte di ispirazione. Il lontano Video Game Show 2014 è stato un evento il 6 dicembre del 2014, non posso mai scordare. Io ho incontrato Ciccio Gamer, Joker, Dexter, ero super fan. Ancora oggi lo sono, però ovviamente Dexter fa meno video. Joker, devo essere sincero, non lo seguo più. Ciccio lo seguo, mi piace sempre. Però sono personaggi, persone, youtuber che io ringrazierò a vita perché Ti hanno spronato a ho magari pure aperto non il canale conosci. YouTube grazie a loro. Ok, hai già detto tutto. Sì, però ogni giorno tu comunque sei portato a fare video, Sì. ad accendere una telecamera, a registrare un contenuto, ad avere delle idee, cose che ti spinge. Motivo principale a fare tutto questo. La passione, perché questa penso che sia per me la mia più grande passione. Secondo me io ho abbastanza passioni da condividere. La mia passione più grande è guardare Napoli, fare Napoli e lo condivido con voi. Mi piace molto anche la cucina, con papà abbiamo cercato di fare anche questo. Mi piace molto giocare a calcetto, quindi porto le partite a calcio. Mi piace giocare a pallone, le challenge, mi piace ovviamente andare a Roma a fare il video, a mangiare, a divertirci. Poi ovviamente ci sono giorni no, ci sono periodi no, ma anche nei periodi no io non mi sono mai tirato indietro, non ho mai mollato, quindi mi sono sempre dato forza e all'inizio la forza me la sono data da solo. Poi ovviamente la mia famiglia mi ha sempre supportato, la mia ragazza mi supporta, a me passano poche persone che mi vogliono veramente bene e si va avanti perché comunque devo tutto ai miei iscritti, ai ragazzi che mi seguono e io quando incontro qualcuno da vicino e mi fa i complimenti io mi emoziono. Bello. Quando qualcuno mi regala qualcosa, quando qualcuno mi porta qualcosa, quando qualcuno dice Sciale grazie perché con i tuoi video sto bene, mi emoziono. Sono cose che mi segnano, io in un futuro penso che me la porterò per sempre questa cosa, cioè dico ho fatto qualcosa di buono per i Bello, ragazzi. ed è bello, sì.
smorziamo un po' i termini. All'inizio te l'ho fatto con carte coperte, adesso invece con carte scoperte. Però questo gioco l'ho voluto chiamare gioco del 3, perché? Perché ti farò vedere 3 foto di 3 personaggi diversi e tu dovrai descrivermeli con 3 aggettivi ogni personaggio. Ok. Allora, il primo è lui, Z.W. Jackson. Ok, allora, 3 aggettivi. intelligente, Ok. a livello concettuale. Sì, è chiaro. Bravo ragazzo, bravissimo. Ok. Permaloso. Permaloso. Non è un gioco in cui deve contestualizzare. Ma lo posso anche dire. No, va bene così. Ok, però lo voglio bene, Antonio. Bravo ragazzo. Il secondo, Arba La Mio Maison. fratello, Facciamola. Mio fratello Ahmed è una persona che ho conosciuto da poco, tra virgolette. È il pane dei ragazzi, simpatico, genuino, sincero. Terzo, Malato del Malato del Napoli. Napoli. E qui si intende chiaramente la coppia. Peppe e Don Franco, persone che voglio benissimo. Quindi, Tere, simpaticissime. E su questo posso dirlo anche io perché le ho conosciute. Mi serve il terzo, sempre in maniera positiva, empatiche. Vai. Ok, abbiamo un altro poco di spritz. Siamo Ciao, quasi per Ciccio, finire ma io l'aperitivo. spritz. Allora, tifosissimo del Napoli, tu, la tua famiglia, dopo aver fatto la grattata tattica, facciamo vedere pure, con doppia mano. Se dovesse succedere, hai già in mente qualcosa da fare? Una promessa? Non lo posso dire perché è una promessa fatta a me stesso che va oltre il mio pensiero, Minchia. che va oltre le aspettative di tutti, della mia famiglia. È una cosa che non si aspettano. Ma anche questo è per se far capire proprio... al giorno d'oggi è una cosa normalissima. Ok. Però per me, che io non amo questa cosa, e se dovesse succedere quella cosa, La fai? io la faccio. Ed è una cosa estrema per me. Per farvi capire Estrema. proprio il tifoso napoletano quanto è legato a questo scudetto. Io vi dico solo questo, rimarrà per tutta la vita. Ok, Per tutta allora, la vita rimarrà. allora probabilmente è la stessa promessa che mi sono fatto io. Voglio chiudere questa prima puntata di questo format con un primo piano su di te. Io non ti conosco, perché dovrei seguire Shale Boom? Dovresti seguire Shale Boom perché è una persona vera, perché è una persona sincera, una persona come tutte le altre. È vero, condivido sui social le mie passioni, che possono piacere o no, ma sono una persona sincera, sono una persona che ama la famiglia viene prima di tutto, le persone sincere vere vengono prima di tutto, odio la falsità. Penso di essere una persona, non so, forse chi mi conosce è anche umile, non mi piace vantare di quello che ho. Quindi secondo me dovresti seguirmi perché sono anche simpatica, faccio divertire, ci divertiamo e penso che se io mi diverto, penso che qualcuno dall'altra parte si può divertire. Che siano poche o tante. Mi hai convinto? Anzi, L'aperitivo è finito. Spero vi sia piaciuto questo primo appuntamento. Spero vi sia piaciuto questo Giova, grazie inizio perché di format. è stata una bella chiacchierata. Non mi sono mai aperto, cioè forse nelle dirette sì, ma Non più di tanto. un unico video, cioè mai più di tanto parlare di altri creator. A me ha fatto piacere. Mi è piaciuto, è stata una bella chiacchierata tanto. d'amico. Poi ovviamente dopo ti mando l'Iban e mi fai il bonifico. Chiaramente. Sto scherzando, Ragazzi, spero vi sia piaciuto. Infatti, vi chiedo di lasciare un bel mi piace, un bel commento. Iscrivetevi ai canali. Mi raccomando. E questo è tutto nei commenti. Fateci sapere chi vorreste come prossimo ospite. Aia. Ciao ragazzi.